Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. In questa puntata, tra i percorsi di una terra che non smette mai di stupire, parleremo del vino che si produce in Sardegna, Nettare degli Dei. Si parla di vino, ogni giorno si parla di vino, della vigna. Voi state inquadrando, credo, uno dei territori viticoli più belli della Sardegna, d'Italia, d'Europa, del mondo probabilmente. Perché? Perché è un territorio unico. Il vino è la nostra isola, un connubio che fonda le sue radici in un passato che si perde nella notte dei tempi. Già dal 3000 a.C., secondo gli ultimi studi di archeobotanica, emerge un importante ruolo svolto dai nuragici sulla domesticazione della vite selvatica. Tra i vitigni maggiormente coltivati in Sardegna abbiamo il Cannonau e il Vermentino, ma anche il Carignano, la Monica, il Cagnulare, il Torbato, il Semidano, la Malvasia, il Nasco o la Vernaccia. Tra le terre e le produzioni di eccellenza non si può non parlare di Azzara e di un vino che fa parlare di sé in ogni parte del mondo. Siamo ad Azzara, nel comune di Azzara, nel Mandrolisai, il centro della Sardegna. Siamo nell'azienda Fradiles, io sono il responsabile, Paolo, e ci troviamo forse in uno dei territori più belli della Sardegna, vogliamo dire così. Il vino del Mandrolisai è una particolarità perché è una delle poche DOC o l'unica DOC in Sardegna che prende il nome da un territorio e poi è composto da vitigni autoctoni della Sardegna, il Bovale Sardo, il Cannonau e Monica sono i principali, però poi concorrono un'altra piccola percentuale di tantissimi altri vitigni. Nel vino si fa un gran parlare di terroir, no? in questo tempo, e questo è uno, secondo me, dei terroir più straordinari che io abbia mai conosciuto. E che vuol dire un grande terroir? Un grande terroir vuol dire grandi vini, vini soprattutto di grande carattere, non omologati, non banali, eccetera. Poi quando si ha un interprete come Paolo Savoldo, chiaramente lui riesce a distillare nella bottiglia l'essenza di questo territorio. In Sardegna il vino rappresenta un importante elemento di identità e di storia. Un elemento fondamentale per la viticoltura nella nostra isola e per l'agricoltura fu rappresentato dalla promulgazione della Carta dei Logu. È nel 1392 che Eleonora d'Arborea, continuando il lavoro del padre Mariano IV, promulgò questo importante e fondamentale documento che regolò di fatto la viticoltura e l'agricoltura fino al 1827. La Carta dei Logu aveva fra i suoi obiettivi quello di incrementare e tutelare e pure incentivare la coltivazione della vite e la produzione di vino. Erano addirittura previste pesanti multe o pene corporali per coloro che non ottemperavano alle leggi della Carta dei Logu, fino anche ad arrivare al taglio della mano per chi incendiava i vigneti o li spiantava furtivamente. Abbiamo circa un 40-50% di vigneti in questo territorio che superano i 50 anni, fino a vigneti che arrivano a 100 anni, vigneti secolari, che oggi stanno cercando di preservare, di conservare, di mantenere. Noi infatti le nostre produzioni tra le migliori sono quelle che arrivano appunto dai vigneti vecchi, vigneti ad alberello libero, con una certa età, dai 50 anni in su, fino ad arrivare appunto ai 104 anni. Oggi faremo una visita con persone appunto che lavorano in questo settore enogastronomico, andremo a visitare un vigneto appunto vecchissimo e facciamo una degustazione dei vini del Mandrolisai.
cosa magica di questo posto e dei vini di questa zona è proprio questo, cioè l'unire quelli che sono dei vitigni tipici del Mediterraneo, quindi il calore, il sole, il vento, eccetera, con l'altitudine. Quindi sono vini, come dire, forti, generosi e dal carattere inconfondibile. Io che faccio professionalmente degustazioni, i vini del Mandrolisai non c'è bisogno di metterli alla cieca, si riconoscono. E questo per il vino, sia per, come dire, un professionista, chi si occupa di vino in maniera professionale come me, ma anche per un normale appassionato di vino che a tavola vuole, come dire, assaggiare qualcosa di buono. E questa è un po' alla fine la sintesi perfetta, no? Cioè sentire nel bicchiere il posto da cui viene, che detto così sembra una cosa semplice, ci vogliono i giusti interpreti. Io ho cercato di legare quello che chi ci ha preceduto, i nostri nonni, chi ha lavorato nelle vigne in tutti questi anni, di riportare la loro conoscenza nella cantina. Io ho fatto quello, ho legato la loro conoscenza con quella che è oggi la tecnologia per poter produrre un vino. E penso che sia una carta vincente, visto che oggi i nostri vini, ma anche i vini di altre aziende del territorio, stanno avendo grande riconoscimento a livello nazionale e internazionale. Oggi riusciamo ad arrivare anche dall'altra parte del mondo. Siamo negli Stati Uniti, California e New York, paesi europei, Germania, Svizzera, Olanda, e ogni tanto riusciamo a mandare qualcosa in Giappone. Sono vini non per tutti, secondo me per appassionati, esperti, perché dà grande soddisfazione stare dall'altra parte del bicchiere. Ecco. Se devo definire il vino di Paolo che fa qui nel Mandrolisai, direi caldo, potente e feroce. Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di vino. Con questa citazione si chiude così la nostra puntata che ha visto protagonista Zara e la cantina di Paolo Savoldo. Un grazie a tutti voi che ancora una volta ci avete seguito e ovviamente rimanete in nostra compagnia perché chi ama la Sardegna, chi la ama davvero, viaggia con Sardegna Live.